Bella a tutti ragazzi, bene, nuovo video del mercato. Batto, napoletano, come state? Spero tutto bene. Ritornano notizie di calciomercato, lo so, non mi vedete da tanto, siete abituati ad altri ritmi di video, siete abituati uno più o meno uno ogni ora. Però dice l'ultimo è stato più o meno verso le 2, 2 e mezza che l'ho caricato. Mo questo qua lo caricherò verso le 5 e mezza, più o meno, eh. Vabbè, in questo video parleremo di calciomercato. Parleremo di varie notizie che mi sono arrivate di calciomercato. Poi tra domani e dopodomani arriverà anche al pronostico delle partite di Serie A. Può arrivare anche stasera. Però devo vedere un po' perché stasera sta anche il Napoli in Supercoppa, quindi penso che dopo questo video uscirà direttamente il post partita di Napoli-Bologna e poi basta, usciranno direttamente domani. Però vabbè, però vi faccio una proposta, se volete che il post partita, cioè ehm, il pronostico di tutta la Serie A, devo vedere o 3 like sotto questo contenuto oppure devo vedere che aumentiamo di 3 iscritti arrivando a 187. Vabbè, partiamo subito con le notizie. Intanto, here we go. Fulkrug è il nuovo giocatore del Milan. Arriva in prestito a inizio gennaio dal West Ham al Milan con un prestito di 6 mesi, con un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Se il giocatore verrà riscattato, se il giocatore verrà riscattato, il suo contratto diventerà un biennale, quindi fino alla stagione 28 o 20 fino al 2029, scusate, dove si prolungherà per 2 o 3 anni, quindi fino al 2029. Poi abbiamo una nuova notizia di mercato, una notizia in esclusiva che vi porto qui sul canale. Allora, il Bayern Monaco è alla ricerca di centrocampisti per sostituire Müller, che vi ricordo che ha avuto un infortunio grave a luglio. Poi non lo so se è ritornato, non mi ricordo. Però diciamo vuole cercare a prescindere da Musiala, scusate, prima ho detto fosse Müller. Vabbè, per sostituire Musiala, ma a prescindere da questo, il Bayern Monaco vuole un centrocampista. E pare che i dirigenti del Bayern Monaco vogliano offrire al Manchester United 45 più 5 milioni di euro più 45 più 5 milioni di bonus per Bruno Fernandes, del centrocampista offensivo del Manchester United. In sterline dovrebbe 50 milioni di euro, dovrebbero essere 52-53 milioni di sterline, più o meno. Il Bayern Monaco è pronto a dare ad offrire 50 milioni per lo United. Li dovrebbe offrire sì, perché da domani le due parti si incontreranno, Bayern Monaco e United, e dovrebbe offrire questa cifra, il Bayern Monaco. E in caso di rifiuto, il Bayern Monaco sarebbe anche disposto a rialzare la propria offerta. Però il Manchester United in questo momento è disposto a trattare dai 55 ai 60 milioni di euro per il giocatore, per il portoghese, dai 55 ai 60 milioni di euro, più o meno, sarebbe disposto a trattare. Poi può essere pure che da domani il Manchester United voglia 50 milioni ed è chiusa lì, poi tutto può succedere. Allora, come ultima notizia che vi porto qui sul canale riguarda Alexander Pavlovic, che ha sorpreso gli scout del Chelsea che sono andati a vedere qualche partita di questo giocatore
e il Chelsea vuole acquistarlo già a gennaio. Pensa di chiudere il giocatore entro metà gennaio. Però intanto bisogna anche superare la concorrenza del City, perché il City lo vuole, soprattutto per sostituire l'infortunato, il centrocampista infortunato, perché ricordo che Pavlovic è un centrocampista, e il City vuole sostituire al meglio il suo centrocampista infortunato, cioè Rodri. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate like ed iscrivetevi al canale se volete già stasera i pronostici della Serie A, della 17ª giornata di Serie A. Ciao!